A San Giorgio sul Legnano si è aperta la stagione internazionale del cross in Italia con la disputa della 10ª edizione del cross del Campaccio. Sugli 11 km e 400 della gara i nostri atleti erano attesi a una severa sfida sportiva da jugoslavi e francesi. Soprattutto la compagine slava cappeggiata dal forte Zuntar nutriva seri propositi di vittoria, ma la corsa ha dato ragione agli italiani guidati da Antonio Ambu. Prendevano il via oltre 60 concorrenti e fin dal primo dei 6 giri erano i nostri a fare l'andatura. Sarà Ambu, spietato controllore di Zuntar, a dare il via alla prima selezione. All'allungo del campione di Varedo, numero 19, Zuntar, numero 33, risponde bene. Ai due si affianca Osvaldo Segrada, numero 41, che sovente prende la testa mentre seguono da vicino Luigi Conti, numero 38, e Alberto Bargnani, numero 67. Saranno questi i protagonisti della corsa. A metà gara Zuntar ha già ceduto e in testa restano solo i 3 italiani, Ambu, Bargnani e Segrada. La lotta contro gli stranieri si trasforma adesso in lotta in famiglia. Per 3 giri Bargnani e Segrada si troveranno uniti contro Ambu. Il vincitore delle edizioni 63 e 64 del Campaccio non è infatti nelle sue migliori condizioni, mentre i suoi avversari attraversano un periodo di buona forma. La corsa continua e vive nella lotta dei 3 di testa mentre Zuntar segue con impegno, ma ormai irrimediabilmente staccato. Quest'anno il Campaccio non sarà vinto da uno jugoslavo come lo scorso anno. Bargnani e Segrada tirano e Ambu deve impegnarsi seriamente per non essere staccato. All'ultimo giro c'è un attimo di emozione. Ambu perde alcuni metri, ma basta una curva e il campione è di nuovo con i primi. Ormai sarà l'arrivo in volata. All'arrivo Antonio Ambu stacca gli avversari. Qualche centinaio di metri gli bastano per mettere fra sé Alberto Burgnani un paio di secondi. Terzo è Osvaldo Segrada, rassegnato a 5 secondi. Quarto sarà Conti, mentre primo degli stranieri al quinto posto si classificherà lo svizzero Helmut Kunisch.